Passerei subito la parola alla professoressa Patrizia Patrizzi, che è ordinaria di psicologia giuridica al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Sassari e che si è occupata diverse volte di questo tema, sia all'università che in diversi convegni in giro per l'Italia. Noi abbiamo provato più volte ad averla con noi e finalmente quest'anno ci siamo riusciti. E quindi io lascerei la parola a lei, grazie. Ringrazio Massimo Meli, anche se mi ha fatto uno scherzo, nel senso che eravamo diversamente d'accordo, nel senso che in origine il mio nome è scritto per primo, ma è molto divertente questo, perché viene meglio le foto, no? Uno che sta lì pronto in posa, invece quello ti frega, e quindi adesso viene meglio a entrambi. In verità era un ragionamento che abbiamo fatto per partire dalla normativa, ma devo essere sincera che non mi spiace affatto, perché sono stati fatti una serie di riferimenti dai quali mi piace partire e quindi preferisco che non ci sia questo, preferisco tutto sommato essere la prima. Intanto scuso personalmente per non esserci stata mai nelle altre occasioni e per aver sempre mandato, io ricordo, i vari scambi che ci sono stati mail con vari apprezzamenti di iniziative, salvo poi dire peccato non ci sono. Ma questo chi mi conosce lo sa, chi vive, facevo prima una battuta con un'amica in sala, chi vive su due territori è sempre carente in uno dei due, poi nei momenti in cui invece vede le cose positivamente vuol dire che sta sempre su due territori, quindi è sempre presente. In verità le carenze generalmente prevalgono, quindi questa volta è andata bene, sono molto contenta, mi fa particolarmente piacere anche che tutto ciò sia avvenuto in un periodo, non ho messo, in un periodo di lezioni, perché abbiamo coinvolto l'aula, la classe, perché credo che ragionare di queste cose, ragionare fuori di una aula accademica viene sempre meglio, perché ragionare di vita vissuta è anche il sottotitolo che avete posto, mi piace molto. Io intanto, quando sono stata invitata e quando siamo riusciti a metterci d'accordo, non ho potuto fare a meno, e lo voglio condividere con voi, la mia mente è partita con un'evocazione molto importante per me, un convegno, il primo convegno delle nazionali di famiglia Arcobaleno a Milano nel 2006, che è stato un convegno per me importante sotto vari profili, non soltanto sotto il profilo crescere in famiglie omogenitoriali, da cui il libro di Daniela Danna, una delle studiose nazionali, non soltanto a livello nazionale ma internazionale riconosciute su questa materia, è Chiara Gavina, che è una allieva della scuola romana di psicologia giuridica da cui io provengo. Sono particolarmente affezionata a quel convegno, uno perché siamo qui e mi piace dirlo, primo convegno nazionale di famiglia Arcobaleno, ma perché è stato qualcosa di più. Io poi nel libro di Daniela Danna e Chiara Gavina mi è stato chiesto di fare la prefazione e l'ho fatta a partire proprio da uno degli aspetti che Massimo Meli ha evidenziato, cioè quello dei bambini ci sono, le famiglie ci sono e chiedono una regolamentazione che è un interesse non soltanto di quei bambini e di quelle famiglie, di quei genitori, ma dell'intera comunità. Su questo dirò qualcosa, è un interesse della collettività che il diritto dovrebbe regolamentare, ma quel convegno per me è stato importante, come è stato l'ultimo che abbiamo fatto insieme con Gaetano De Leo, il mio maestro, che è morto un mese e mezzo dopo, forse un mese perché quel convegno era a novembre, Gaetano è morto il 31 dicembre, e nel sito di famiglia Arcobaleno ci sono ancora delle foto, una in particolare con Gaetano in dissolvenza, che è quella che io sento più nel mio cuore, non soltanto perché poi appunto il mese dopo se n'è andato, ma perché quello era un personaggio, era il suo personaggio, un personaggio solido che non invadeva, e allora quella foto in dissolvenza lo esprimeva tutto. Ma Gaetano aveva fatto qualcosa di più, il convegno era anche l'esito, non è stato solo un convegno, era un convegno fatto di varie giornate, quindi c'era stata la giornata, mi sembra
sembra il 26 novembre, ma non so perché dico questa data, comunque a novembre, la giornata centrale, ma poi ci sono stati varie giornate su diverse tematiche condotte anche da collaboratori, allievi di quella scuola. Gaetano aveva aperto un lavoro molto importante insieme a Chiara Gavina con Famiglia Arcobaleno, un gruppo psicosocio-educativo e giuridico di ragionamento e di riflessione sui diritti delle famiglie gay e lesbiche. Quindi questo è un primo motivo che mi rende molto lieta. L'altro perché è un interesse questo della psicologia giuridica nella sua, mi viene da dire, più recente identità, nel senso che la psicologia giuridica non è certo più quella nascente di una psicologia ausiliare del diritto che porta conoscenze laddove i giuristi non ne hanno, dove hanno bisogno di specifiche competenze, ma una psicologia che restituisce al diritto osservazioni di mutamento sociale e quindi sollecita anche il diritto alla definizione di nuove regolamentazioni più coerenti e sintoniche con i mutamenti sociali, con i cambiamenti, con le esigenze delle persone e degli aggregati. Ma è anche qualcosa di più, ed è forse questo, per questo che mi fa molto piacere che ci siano i miei allievi, i nostri allievi, fanno anche il nome della dottoressa Busso, dell'insegnamento di psicologia sociale, perché un altro aspetto importante della psicologia giuridica tradizionale è quello dello studio dell'impatto di norme sulle persone, sulle esistenze individuali e sulle esistenze dei gruppi sociali, cioè la norma non è neutra, ma la norma produce delle conseguenze rilevanti, può produrre delle conseguenze rilevanti sulle vite delle persone, e di questo si deve occupare la stessa norma nel momento in cui norma in un certo modo, in cui pensa che non sia necessario regolamentare e normare, perché ci sono delle conseguenze rilevanti, così come Famiglia Arcobaleno da tempo evidenzia, così come gli esperti del settore evidenziano, ci sono le conseguenze, per esempio, che un bambino, una bambina si trovano costretti in caso di morte di una delle due figure genitoriali, per esempio, a non mantenere, a non avere la continuità, a non essere garantiti nella continuità di rapporto con l'altra figura genitoriale. È terribile, non possiamo far finta che questo problema non esista o che non esistano problemi di questo genere. L'ultimo aspetto è l'impegno etico, direi, della psicologia giuridica. Perdonatemi se parlo un po' della mia disciplina, ma anche per capire il perché di questo interesse anche per questo tema. L'impegno etico della psicologia giuridica di contribuire anche, di dare il suo contributo allo sviluppo del sociale. Io quando sono stata invitata ho pensato subito, ho ripreso in mano questo libro e voglio condividere con voi le 3 tesi del libro Citizen Gay di Vittorio Lungiardi, collega psichiatra di Sapienza, le sue convinzioni fondamentali, che leggo semplicemente per poi invece andare, ma avevo detto che avrei parlato poco e devo starci perché il tempo è poco, ma quando poi uno comincia, allora il libro di Lungiardi si basa su 3 convinzioni che voglio condividere con voi. Primo, l'esperienza amorosa e la costruzione dei legami affettivi avvengono nel contesto delle relazioni sociali e nel territorio della storia e della cultura. Il concetto di famiglia dunque non è unico e modificabile. Qualora il tempo non mi dovesse consentire di tornare sul concetto di naturalità della famiglia, mi accontento e ci accontentiamo di questa convinzione di Lungiardi. Secondo, il mancato riconoscimento pubblico e legale di un legame affettivo fra 2 persone libere che lo richiedono, e dunque il rifiuto di riconoscere la loro esistenza come nucleo sociale, può danneggiare il benessere psicologico, la vita di relazione e la salute mentale. Ricordo a tutti quanti qualcosa che ho scoperto recente, l'abbiamo scoperto tutti di recente, io devo dire con enorme piacere, il recente risultato di un lavoro congiunto Istat e CNEL sulla individuazione di parametri per misurare il progresso di una società che non si identifichino esclusivamente con il PIL. Sto parlando del benessere equo e sostenibile. Nel rapporto sul benessere equo e sostenibile si parla evidentemente di benessere percepito, si parla di una serie di dimensioni e di misure che ci consentono di vedere che cosa può consentire alle persone di star bene, che cosa può consentire di progredire
a una società e sicuramente l'impossibilità, perché in questo caso so che ripeto delle cose che conosciamo, però è importante dircelo, l'impossibilità di vedere legittimata la propria scelta, che è diverso da una scelta di non matrimonio, per esempio, ma non sto in questo momento sostenendo il matrimonio delle famiglie gay. Sto ragionando intorno a quello che possiamo dirci e comunicarci per riconoscere, perché venga riconosciuto quello che è un diritto diritto che incide sul benessere psicologico, sulla salute delle persone. Quindi questo tema è un tema di salute pubblica, direi. Andatevi a leggere il rapporto sul benessere equo e sostenibile, perché i parametri che vengono utilizzati in termini di benessere percepito utilizzano poi i criteri della non discriminazione, non disuguaglianza e della sostenibilità, quindi della possibilità di come dire, di un benessere che sia il benessere anche delle nuove generazioni, visto che parliamo di famiglia e quindi di rapporto fra generazioni. Terzo, il mancato riconoscimento delle relazioni omosessuali produce implicitamente una delegittimazione delle persone gay e lesbiche, che finiscono per trovarsi confinate in una zona grigia a un livello di cittadinanza minore, che favorisce la svalutazione, il disprezzo e la discriminazione da parte della società, ma anche di se stessi. È stata evocata l'omofobia e credo che di questo noi dobbiamo tenere conto in termini di gravi rischio, non soltanto per le persone gay e lesbiche, ma per tutti, nel senso che atti di bullismo che derivano da un mancato riconoscimento semplicemente di un'identità, semplicemente, dico un po' ironicamente, no? Semplicemente di un'esistenza, mi sembra che sia qualcosa di assolutamente grave, che non possiamo tollerare, nel senso che si tratta di, fra quello che le ricerche per esempio hanno osservato, fra i problemi di questi bambini che hanno genitori appunto gay o lesbiche, non c'è il fatto di avere due genitori appartenenti al medesimo genere, c'è un'altra questione, c'è proprio quella dell'omofobia, c'è proprio quella delle modalità con cui all'esterno questo viene considerato, o di come l'insegnante a scuola debba tenere sotto controllo qualcosa che è generato da un mancato riconoscimento di esistenza, ribadisco, di diritto all'esistenza. Mi fa molto piacere che, e anche dovessi finire qui, va bene, diciamo, mi fa molto piacere che il titolo di questa giornata sia sulla famiglia, perché ci dà proprio, come dire, non è sulle varie parti che la compongono, ma su un sistema che è fondamentale sul discorso della naturalità, per l'appunto. Una delle concezioni anche condivisa da giuristi è quella della esigenza di ratificare legame e questo è di interesse collettivo, è di interesse della comunità, è quella di costruire un patto di reciprocità, di solidarietà, di continuità del legame e dell'affetto. Quindi mi fa molto piacere, perché discutendo di famiglia possiamo discutere anche dal punto di vista della comunità che la famiglia costruisce, della comunità che la famiglia filtra e a cui la famiglia restituisce, e di tutti coloro che compongono la comunità. Ma quando parliamo di famiglia ci possiamo muovere in diverse direzioni. Una direzione che continua, è una direzione ancora forte in una parte della psicologia, devo dire, una psicologia dello specifico cattolico, ma insomma al di là di questo c'è una posizione forte, che è quella per cui la famiglia è un legame generativo nella duplice valenza del generale e dell'essere generale, basato su due relazioni, una coniugale e l'altra filiale. Entrambe sono basate sulla differenza, una di genere e una di generazione. Questa è una posizione forte, è una definizione che esclude evidentemente tutte le altre forme di famiglia. Non sto parlando solo delle famiglie gay e lesbiche, ma sto parlando di tutte quelle famiglie, elenco molto veloce, può essere quello dei single, che può essere la relazione di coppia senza convivenza. Io e mio marito siamo famiglie, non abbiamo generato, ma che significa? Io non ho un figlio, non ho una figlia, ma io sono famiglia, perché io sento di poter contare su di lui sente di poter contare su di me. È una famiglia, la casa famiglia,
È bellissimo entrare in una situazione che interviene laddove una famiglia per una serie di motivi non c'è, ma costruisce una convivenza dove c'è la certezza della fiducia. C'è una definizione molto bella di Allen e Fonagy, la capacità, la famiglia che può portare alla capacità di trasmettersi reciprocamente la sensazione di essere tenuti nella mente. Che bello essere tenuti nella mente, cioè sapere che c'è l'altro, che c'è l'altra su cui io posso contare come filtro, come capacità di interazione con il sociale, che ha bisogno di essere anche appunto filtrato, semplificato rispetto a un nucleo dove ci sono delle persone più fragili che devono essere tutelate. E quale diritto per la persona più fragile all'interno di una famiglia che non viene riconosciuta socialmente? Come tutelare il diritto della persona più fragile? Stiamo parlando di persone vulnerabili, stiamo parlando di un bambino e di una bambina rispetto alle quali la figura genitoriale accudente non può esprimere una decisione rispetto a un'esigenza di salute. Stiamo parlando a possibili, so che il giudice Misola farà riferimento ad alcune recenti sentenze, importante quella che ha riconosciuto che non ha accettato il ricorso del genitore perché il bambino o la bambina, non ricordo adesso, sarebbe stata con la madre in una famiglia lesbica, un importante passato. Allora, l'altra visione di famiglia, che è quella che ci interessa, io sto cercando di portare il mio contributo, che non è una risposta, e non lo so se c'è una risposta, c'è un orientamento certo. L'altra lettura è quella che ho già provato a dare, anche se in una maniera mia confusionaria talora, che è quella della famiglia come patto, dove c'è anche qualcosa che la lettura tradizionale evidenzia, che è quello della generatività, che non corrisponde alla procreatività. Sono due cose distanti, anche se per l'appunto non è che una gay e una lesbica non possono procreare, però al di là di questo, famiglia è il senso della generatività, nel senso del progetto, nel senso dello sviluppo, nel senso della condivisione e dell'orientamento verso la prospettiva futura. La famiglia come riconoscimento di quel patto, dicevo, di solidarietà, di reciprocità, di generatività, all'interno di percorsi differenziati, perché la famiglia incontra percorsi talora necessitati. La morte di un genitore è un percorso necessitato di quella famiglia, un bambino o una bambina che non hanno le adeguate tutele e vanno in una comunità, in una casa famiglia per l'appunto, fanno quella famiglia per una serie di situazioni. Quelle sono delle situazioni necessitate, ci sono le altre situazioni di scelta che debbono essere tutelate proprio sotto il profilo di ciò che la famiglia garantisce, può garantire ai suoi membri. Quella è il senso della naturale che sta nella nostra Costituzione, l'esigenza di riconoscersi all'interno di un legame di affetto che deve essere suggellato da un patto riconosciuto anche all'esterno, perché la famiglia sia confine, contesto, cornice di protezione per i suoi membri. Non sto dicendo, la famiglia che uccide di Sazzi non me la dimentico, diciamo, ma questo appartiene a tutte le famiglie, non è una prerogativa delle famiglie gay o lesbiche, non è una prerogativa delle famiglie che non hanno figli o eccetera eccetera, rispetto a questo la posizione della psicologia, questo filone della psicologia a cui appartengo, evidenzia il fare famiglia, l'aspetto famiglia non nasce così, la famiglia è l'esito di una costruzione, è l'esito di un progetto, è l'esito di un percorso all'interno del quale, dicevo, si possono identificare varie forme. Continuo con quelle che ho prima abbandonato: relazioni di coppia senza convivenza, la convivenza e il matrimonio, la coppia senza figli per scelta, la mia, le relazioni omosessuali, la monogenitorialità, la mia che era quando è morto mio padre, la famiglia, le famiglie a gradini, le sterfali, quella che diventa la nostra figlia, la congenitorialità in assenza di coniugalità, il riprogettarsi con un nuovo compagno, compagna, marito, moglie, tutto quello è famiglia. Le 6:30, vedo come io penso che posso saltare alcune cose
perché volevo adesso, la seconda parte del mio intervento, avrebbe previsto una incursione, e meno male che non c'è tempo, aveva fatto un'incursione, psicologa giuridica, un'incursione nella Costituzione, quindi nelle norme, è meglio che diciamo la lascio, perché se poi c'è tempo torneremo su alcune cose. Avrei portato anche, e forse quello mi avrebbe fatto piacere, come dire, ricordare alcune evidenze scientifiche, perché è vero, le ricerche su questo tema difficilmente sono ricerche pulite, diciamolo, sono delle ricerche ideologiche, dall'una e dall'altra parte. Non dico che i ricercatori e le ricercatrici cancellano delle parti, però insomma oramai nessuno di noi è più ingenuo che la ricerca e la scienza siano neutre. Quando io faccio ricerche sulle mie passioni, delle carriere devianti o criminali, io ho una certa impostazione, non è che le faccio andando alla ricerca. Proprio recentemente stiamo sistemando uno strumento che il Ministero della Giustizia ci ha sottoposto, e questo strumento insomma lo stiamo tutto rivedendo, perché partiva già da una certa posizione che era: ma le tue condizioni abitative sono le migliori? E allora quello dice no, e quindi sicuramente recidiva. Quindi voglio dire, il modo di fare, quindi sicuramente in questo ambito è difficile dall'una e dall'altra parte trovare delle ricerche che sono neutre, ma a posto che nessuna le ha, certo che qualche evidenza scientifica possiamo diciamo ricordarla. Lo faccio in maniera così molto velocemente, è soltanto qualcuna che è stata citata, sto per chiudere, tipo quella appunto, dice non è manco da commentare se il figlio di genitori omosessuali diventerà omosessuale, ma è stato detto molto di più, diciamo, le ricerche, certamente da una certa parte, però riconosciute dall'American Psychological Association. Per esempio, figli, e questo lo voglio dire, è un aspetto rilevante, di famiglie di genitori gay e lesbiche presentano minore stereotipizzazione di genere. E questo dal mio punto di vista è importante, nel senso minore difficoltà forse ad accogliere, ad accettare quel tutte tutti che voi dite, che io dico sempre ma che poi mi bacio, ma perché devi dire tutte tutti, tutti include tutte? No, non include tutto quanto per niente, a me non include tutti, allora ci sarà un problema di linguaggio, si appesantirà il testo, bel ragionamento, si appesantisce il testo, allora continuiamo a stare dentro questa, per esempio, disconoscimento del femminile, quindi minore stereotipizzazione, nessuna assolutamente diciamo evidenza rispetto a questa difficoltà di all'identificazione di genere, ma una serie di aspetti anche importanti, le abilità, la capacità di famiglie lesbiche per esempio di distribuirsi i ruoli, appunto anche in questo caso in maniera non stereotipata, evidentemente con delle conseguenze positive sui figli. Ma ne voglio citare una recente, proprio di quest'anno, pubblicata nell'American Academy of Pediatrics, quindi in questo caso sono osservazioni di pediatria, che sembra un po' una banalità, e non è assolutamente una banalità, ma che diciamo il riconoscimento del diritto al matrimonio a favore delle coppie dello stesso sesso comporta un beneficio in termini di benessere e salute mentale per i figli. In che senso? E non sto propendendo per una... nel senso che i figli di famiglie omogenitoriali hanno bisogno, come tutti gli altri figli e figlie, di vedere riconosciuta la loro appartenenza, e questo credo sia una... non voglio mettere sulle diritti dei bambini e delle bambine, però quando penso alla famiglia penso a tante cose. La famiglia, per questo mi è piaciuto il titolo, perché inserisce i diritti di tutti quanti noi, il diritto all'esistenza, il diritto all'identità, il diritto all'identità di genere, il diritto a essere riconosciuti come appartenenti a una famiglia. Come concludo? Concludo con qualcosa che lancio come riflessione, perché se mi addentro supero davvero il tempo. Credo che ci possa essere d'aiuto provare a superare un conflitto forte che esiste, che viene usato strumentalmente, fra i bisogni dell'individuo, i bisogni che sono individuali, del singolo, della singola, e i diritti che devono essere universali. Questo problema rischia di essere mal posto e usato, ripeto, strumentalmente. Vorrei
pensare che ci possiamo spostare dai bisogni che sono del singolo, io che li voglio sposare, ai diritti che devono essere di tutti. Allora come possiamo fare se finora la Costituzione ha detto, ma su questo penso che l'amico saprà dire molto meglio di quello che avrei detto io, rispetto all'interesse di tutte le parti, e l'interesse non è mai di una parte, è mai circolare, è interesse di quella stessa collettività che alimenta omofobia, avere dei bambini, delle famiglie e dei genitori che vedono riconosciuto, che possono riconoscere a loro volta il legame affettivo. Questo credo che sia molto importante. L'interesse è un mediatore molto utile fra i bisogni del singolo e i diritti che debbono regolare. Vi ringrazio.